A Guadagna e l'isola all'onore questa settimana in de E Campa qui, nonta le nostre pagine Facebook e Instagram d'RCFM. Terza data per parlare oggi di Gonfradana di l'isola Madonuccia di Misericordia, ne parla subito con Gian Antone Ortigoni. RCFM e Campa qui. Allora, Gonfradana è nato nel 2017. C'era veramente, diciamo, un manco di questa confraternita qui all'isola. Tutti i paesi all'ingiro erano a confraternita e qui, a città di Bauli, quantunque, non c'era mica confraternita. Allora, hanno provato 20 anni fa a fare questa confraternita, ma malorosamente ci sono stati parecchi avvenimenti che hanno fatto che tutto è cascato all'acqua. E dunque abbiamo un occhio di persone, eravamo 8 o 10 al principio, abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo cominciato a domandare appena ai confraterniti in giro a noi, in Balagna, come lo si faceva esattamente, perché qui all'isola non abbiamo ritrovato un'onda di questa confraternita. E siamo stati aiutati dai paesi vicini, siamo stati aiutati noi, gente come Santomassiani di Confraterna di San Parteo di Ungiunsani, Natale Bardini di Confraterna di Abarte di Barasca, e abbiamo cominciato a lavorare e siamo stati intronizzati il 14 di settembre 2017, voilà, c'è stata la vestitura e siamo sempre entrati a lavorare, lavoriamo per i ganti in una messa, abbiamo cominciato i ganti sacri di vivi, ci restiamo a lavorare nella messa di morti e voilà, abbiamo di noi non è solamente un canto della confraterna, ma abbiamo in noi un ruolo sociale di accompagnare gente che lo sappia per i morti o gente di orte che hanno parecchi problemi personali, possiamo essere qui quando lo gioia. Allora, noi l'avvenimento di sicuro è non deceremo messe, c'è la nostra messa qui, la messa padronale di confraterna di Madonuccia di Misericordia il 18 di marzo, facciamo una messa in 10 qui, dopo facciamo una processione dei garuti vetti di Agida, e l'8 dicembre, che è una festa importante qui all'isola, e siamo qui tutti gli anni, diremo, per i nostri morti, e voilà, e battiamo sempre i paesi a diritto a manca quando lo cantare una messa di morti o una messa, voilà, cioè, possiamo aiutarci tutti insieme, che malorosamente siamo pochi.
ne parleremo storia e patrimonio all'isola cu Stefano Pergola, che è originario dunque di Stagida e che ha scritto 2 anni fa un libro nella storia dell'isola. Ne parleremo dunque con lui. A domani dunque per guardare de Campa qui l'Inter CFM all'isola. RCFM e Campa Qui.